telefoniamo. Buongiorno, è il settore dell'ambientale dell'aeroporto di Bologna? Buongiorno, mi chiamo... Vorrei chiedere una qualcosa che magari hanno già chiesto anche altri cittadini, voglio sperare. Si sa perché in questo periodo specialmente sopra i nostri cieli anche adesso ci disegnano dei tris e non sono di certo aerei di linea a farli? Ah, brutale. Fanno quello che vogliono. Non rendono conto a nessuno. Sapete giusto le rotte? Neanche. Si scontrano gli aerei. È sicuro. Certo. Sì. In maniera tale che con le altre cose non riusciamo a fare il rilievo del rumore prodotto dagli aerei e verificare le eventuali violazioni delle persone del rumore, eccetera. Certo. Civili, per quelli... Ovviamente viene rilevata, certo, automaticamente cancellata perché si tratta di aereo militare. Io certamente la lamentela, cioè non ha neppure dei dati da poterle fornire e che magari possano essere necessari, perché sicuramente sarebbe un gran comodo anche a me, perché il problema l'abbiamo anche noi, proprio perché magari la lamentela arriva a voi, perché la gente ovviamente associa gli aerei all'aeroporto, ma per noi come per tutti gli aeroporti. Certo, per voi inteso come aeroporto, torre di controllo, eccetera, eccetera. Ma se io adesso in questo momento alzo la testa e vedo c'è queste strisce chimiche, mi viene veramente da piangere, sono sincero. Sono proprio sincero, direzione San Lazzaro, stanno facendo i tris sopra la mia testa. No, li vedo anch'io, però sono aerei, ne sto contando 1, 2, 3. Ovest-est, anzi. Sembrano le strisce tricolori che si allenano. Purtroppo invece non sono le strisce tricolori. No. Più che dirle sì è vero, confermare quello che lei sta dicendo, io purtroppo tipo di informazioni che in un certo senso competono a noi e che in qualche modo noi riusciamo a gestire e sulle quali possiamo rispondere. Certo. No, questo immagino che sia un argomento molto delicato, una cosa che si possa consigliare di fare, non so se molto probabilmente non serve a nulla, però magari il comando dei carabinieri ecologico, no. Lei scriva una mail esponendo il suo problema, sottolineando ovviamente che si tratta di aerei militari, cioè ragionano al distaccamento militare che abbiamo qua. Sì. Succede qualcosa di simile adesso, insomma. Quindi magari il suo rilievo può mostrare a qualcuno e almeno rimane agli atti in carta. Certo. Quantomeno lei ha sollevato il problema e noi abbiamo... Però ecco, da lei, io le lascio la mia mail. Va bene. Se la vuole segnare. Sì. Va bene. La verità è abbastanza i passaggi li fanno. Raramente c'è qualche aereo militare che fa magari un avvicinamento, poi dopo va sparato, eccetera. Però effettivamente è molto raro che più aerei comincino a fare cose di questo. Questa versione griglia di scie chimiche. Se lo ritiene utile lei, eccetera, lei mi scrive una mail e poi dopo io la inoltrerò